Questa sera a Pieve di Soligo, in occasione della manifestazione Pieve Incontra, abbiamo la fortuna di avere il giornalista Antonio Padellaro. Con lui discuteremo di politica e non solo, ma soprattutto di un periodo storico davvero significativo per tutta l'Italia, un periodo storico che difficilmente viene raccontato in modo corretto, attualmente sono gli anni di piombo. Ecco, nel suo nuovo libro su Almirante e Berlinguer, quali sono le novità che lei ha portato? La prima novità è il racconto di come due personaggi importanti della storia di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, diversissimi, diciamo, non dico nemici, ma avversari politici, che di più non si poteva, che decidono di incontrarsi perché il terrorismo impazzava, era un'Italia insanguinata. C'era stato da poco tempo il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, e quindi mettono da parte le loro idee, le loro storie, le loro avversioni, perché c'è un interesse superiore, che è l'interesse nazionale, l'interesse di salvare il paese, che in quel momento poteva anche essere travolto dal terrorismo rosso e da quello nero. Quindi è una storia che va raccontata soprattutto perché va vista con gli occhi di oggi. Viviamo in un'epoca nella quale l'insulto e la contrapposizione spesso esagerata dominano la politica. C'è una politica che può essere anche di incontro tra persone diverse, tra storie diverse. Una volta chi faceva politica aveva anche un certo spessore dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli studi giuridici, per esempio. Invece adesso tutti possono fare politica. Forse questa è la vera differenza del fare politica nel 2021. No, che tutti possano fare politica è un fatto positivo, cioè che non sia la politica, non sia soltanto di pochi e sia allargata a tutti quelli che hanno qualcosa da dire, anche magari che si impegnano, perché fare politica è impegnarsi so che possono sembrare espressioni un po' retoriche, per il bene comune, perché chi fa politica per il bene personale, quelli evidentemente non fanno politica nel modo giusto. Quindi fare politica è bello, anzi vediamo anche dei fenomeni come quello delle sardine, di ragazzi che decidono di fare politica in che modo? Andando in piazza e mostrandosi per quello che sono e per protestare contro un modo sbagliato di fare politica. Quindi questo è un fatto positivo. Se parliamo della classe dirigente, cioè di coloro che devono prendere le decisioni fondamentali per la politica del Paese, in economia, sul piano del lavoro, politica internazionale, lì occorre una competenza che è fondamentale, non si può improvvisare, perché in questo caso c'è un interesse della collettività ad essere guidata dalla maniera giusta. Quindi chi decide poi di fare politica per servire il proprio paese deve essere preparato, al di là delle idee che possono essere le più diverse, ma deve essere preparato, deve studiare i dossier, non può improvvisare e non può pensare che la politica sia solo campagna elettorale. E al giorno d'oggi si può ancora parlare di destra e di sinistra, e perché i giovani, a parte il caso che lei adesso ci ha citato delle sardine, fanno fatica a impegnarsi in politica? Allora, destra e sinistra sono elementi costitutivi della storia contemporanea. La divisione tra destra e sinistra nasce, come lo sappiamo, con la Rivoluzione francese, con la collocazione dei diversi posti dell'assemblea rivoluzionaria. Quindi e oggi sappiamo che la destra e la sinistra hanno delle ricette diverse, hanno una visione diversa per pensare di risolvere i problemi della collettività. Quindi io credo che non solo esistano, ma che continuare a dire che destra e sinistra non ci sono sia un argomento più della destra. Per quanto riguarda i giovani invece che non si avvicinano alla politica o che fanno fatica, a parte il caso che ci ha citato?
Allora, appunto, a parte il caso che abbiamo visto in controtendenza delle sardine, beh, se ai giovani viene insegnato che la politica è semplicemente il perseguimento del proprio interesse personale, certo che un giovane sano per bene non è attratto da una prospettiva di questo genere. Qui c'è una responsabilità anche dei giornali, nostra, perché se i giornali continuano a raccontare una politica in un linguaggio incomprensibile, affrontando temi di scarsissimo interesse per chi legge, e sempre con i soliti personaggi e le solite risse, parlo soprattutto della televisione, ma è evidente, ripeto, che un ragazzo sano si allontani da una prospettiva di questo genere. Quindi i giornali possono fare molto per cambiare questo modo di pensare, ma penso invece che io sono ottimista per natura, quindi credo che forse una rifioritura di talenti politici può esserci anche nel futuro del nostro paese. Tra pochi giorni ci saranno le elezioni in Emilia-Romagna, ecco, ci possono essere dei risvolti concreti anche per il governo nazionale? Allora, innanzitutto ci saranno le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, perché tutti parlano dell'Emilia-Romagna ma nessuno parla della Calabria, come se la Calabria fosse una partita persa. No, voglio parlare della Calabria perché è una regione dove forse non si decidono i destini del governo, perché è chiaro che l'Emilia-Romagna diventa un po' il cuore del prossimo 26 di gennaio. Però è una regione che per i suoi grandi problemi avrebbe invece bisogno di essere accompagnata dalla luce dell'informazione, che i riflettori dovrebbero accendersi su una condizione, soprattutto quella dei ragazzi che vanno via. Perché la Calabria, insieme alla Puglia e anche a parte la Sicilia, è una regione dove c'è una emigrazione dei ragazzi che vanno o al nord o vanno in altri paesi, cioè si stanno spopolando queste regioni da parte dell'energia, no, del futuro. E allora parlare solo dell'Emilia Romagna perché Bonaccini, Borgonzoni va benissimo, ma attenzione che c'è un sud che viene dimenticato come se ormai non appartenesse più al tessuto nazionale, un errore gravissimo. Quindi è possibile che dalle elezioni dell'Emilia Romagna possano esserci nel caso dovesse vincere la Borgonzoni, è inevitabile che ci siano dei contraccolpi sul governo, poi questi dicono che non ci sarà una crisi di governo. Io credo che un risultato negativo per la sinistra in Emilia Romagna dovrebbe creare così una riflessione, soprattutto dal punto di vista del capo dello Stato. Perché è vero che il Parlamento è quello che è stato votato nel marzo del 2018, no? Poco tempo fa, ma se cambia completamente la geografia del consenso, le cose possono restare così. Sono contento di non essere il capo dello Stato per non risolvere questo problema. Con la giornalista Adriana Rasera, con Pieve Incontra è riuscita a portare qui, nella cittadina di Pieve di Soligo, ma anche in altri luoghi, tantissimi personaggi di spessore. Questa sera Antonio Padellaro, ma anche i personaggi precedenti sono stati davvero importanti. Allora, io sono felice, per il terzo anno dirigo e conduco Pieve Incontra, che è un format voluto dall'amministrazione comunale di Pieve di Soligo, che da 3 anni porta in città dei nomi importanti, non solo del giornalismo italiano, ma preferibilmente, diciamo, del giornalismo. Facciamo degli incontri che ruotano intorno a dei libri. Per quanto riguarda quest'anno, quali sono stati i protagonisti? Allora, quest'anno abbiamo cominciato con Giuliana Sgrena, abbiamo parlato di fake news, poi abbiamo avuto ospite Semi Basso, con il quale abbiamo parlato di progeria, ma non solo. E si sono commossi tutti i pievigini in quell'occasione? Uno degli incontri più belli per me, più forti. Non c'era un libro, ma c'era una persona straordinaria, con tutta l'umanità che Semi ci ha regalato in quella serata. E la grande risposta del pubblico che cosa dimostra? Che quando c'è un contenuto e dei contenitori la gente viene. Sì, è vero, con la cultura, io l'ho sempre detto, lo sostengo, lo ribadisco, con la cultura si mangia.
altro che.